Le camicie con i tradizionali ricami, le bandiere nazionali blu e gialle, il canto diventato simbolo della resistenza all'invasione russa. La comunità ucraina trevigiana si è trovata nel giorno nel quale si festeggia l'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, avvenuta il 24 agosto del 91, prima la messa con rito ortodosso. Poi, sul sagrato della chiesa di Santo Stefano a Treviso, gli ucraini che vivono nel nostro paese, ma anche gli italiani che hanno voluto manifestare la propria vicinanza a questo popolo, hanno celebrato la giornata. Padre Oleg ha ringraziato la solidarietà degli italiani. Le vostre parole sempre stanno molto per noi come una cura, come un aiuto. Дорогі українці. Poi l'intervento di Sergio Tazzer dell'Associazione Fratelli Rosselli. La buona fede che Putin dimostra sempre, ogni giorno, di non avere, dato che mira a controllare direttamente o indirettamente l'Ucraina, perché è convinto che si tratti di territorio russo da recuperare ad un immenso paese, pensate che ha ben 11 fusi orari. Che cosa gli serve all'Ucraina? Non lo sappiamo, anzi lo sappiamo benissimo per le terre rare, che comunque fa parte del suo aggressivo imperialismo. Solidarietà anche da parte di Azione per voce del presidente regionale Nicolò Rocco. Io ovviamente non parlo la vostra lingua, non conoscevo le parole dei vostri canti, ma una cosa posso dirla: mi sono emozionato sentendo il vostro cuore che risuonava, sentendo le note, sentendo quello che avevate in pancia. E questo perché abbiamo un sentire comune. Noi siamo quelli che in questo momento della storia vogliono stare dalla parte della libertà. La libertà che è Europa in questo momento per voi, visto che dall'altra parte avete un dittatore, ma è soprattutto la vostra indipendenza, la vostra integrità, e tutto quello che devono fare i leader europei è stare dalla parte dell'Ucraina, che è la parte giusta. Slava Ukraina!